È una comunità sotto shock, San Stino di Livenza, all'indomani dell'omicidio avvenuto in questo appartamento in Corso del Donatore, dove Giuseppe Pitteri ha ucciso la compagna Cinzia Luison, poi ha chiamato i carabinieri dicendo quello che aveva fatto. Una violenza inaudita l'hanno definita gli inquirenti, scatenata forse da una rabbia che Pitteri, detto Walter, covava da tempo nei confronti della compagna sessantenne Cinzia con cui viveva. Il 65enne aveva un amministratore di sostegno assegnatogli per problemi legati alla gestione del denaro. Secondo alcune voci sembra che fosse ludopatico. Da qui potrebbe essersi scatenata la furia che l'ha portato a colpire Cinzia alla testa, fracassandogliela in più punti, fratturandole anche la mandibola. Ai carabinieri ha parlato di 2 o 3 colpi di bottiglia, ma secondo gli investigatori sarebbero di più e forse con più di un oggetto, ma sarà l'autopsia a stabilirlo con certezza. Quando i carabinieri sono arrivati, lui aveva gli schizzi di sangue sui pantaloni. La donna era sul pavimento, vestita in una pozza di sangue. Doveva tornare al lavoro dopo la pausa pranzo. Una tragedia alla quale si è trovata di fronte la figlia 22enne della coppia. La sorella 26enne vive con la nonna, che rientrando a casa ha trovato il corpo della mamma senza vita. Sconvolta ha iniziato a gridare ed è stato il vicino a soccorrerla, oggi ancora molto scosso. Io non posso scendere perché sono un po' ancora scioccato. Una coppia all'apparenza normale, sembra che prima di ieri non ci fossero stati episodi di violenza, ma secondo le prime indagini i rapporti tra i due erano freddi da tempo. Lui, ex autista mestrino a CTV, oggi in pensione, lei parrucchiera di successo con un negozio a Blessaglia di Pramaggiore insieme alla sorella. Entrambe le comunità sono sconvolte. Sono tutti che cercano di capire o di, non so come dire, elaborare quanto è successo, ma è ovviamente incomprensibile, inaspettato, insomma sono cose che accadono, che non sono, come dicevo, spiegabili. La comunità indubbiamente è sconvolta per questo, insomma non solo noi, perché poi c'è anche la comunità di Pramaggiore, insomma infatti anche con l'amministrazione insomma abbiamo deciso di esporre le bandiere a mezz'asta in tutti questi giorni e poi di programmare il lutto per quando verranno fissati i funerali. Insomma. Pitteri è stato arrestato per omicidio volontario. A San Stino oggi regna il silenzio e i fiori lasciati all'ingresso in Corso del Donatore.